Nel 1961 John Kennedy presta giuramento come 35esimo presidente degli Stati Uniti. Nel 2021 a Washington un gruppo di manifestanti a favore del presidente uscente Donald Trump riesce a fare irruzione all'interno del Campidoglio durante la sessione di certificazione della vittoria del presidente eletto Joe Biden. Nel 1961 vengono create le frecce tricolori. Nel 2021 un giudice britannico blocca l'estradizione di Julian Assange agli Stati Uniti d'America. Nel 1961 esce un articolo sulle malformazioni fetali causate dalla talidomide. Ricordo quando, a mezzogiorno, restavamo nell'atto della scuola, l'istituto Farina, ad aspettare papà che immancabilmente ritardava a causa degli impegni di lavoro. E alla fine, a prenderci, veniva sempre zio Peppino. Nel 2021 si tiene il primo World Economic Forum virtuale a causa della pandemia di Covid-19. Nel 1961 debutta a New York Robert Allen Zimmerman, che poi cambierà nome in Bob Dylan. Nel 2021 i Maneskin, dopo aver vinto a Sanremo e l'Eurovision Song Festival, aprono un concerto dei Rolling Stones. Ricordo la mia prima partita di calcio con l'Olimpia, giocai da terzino sinistro. Fu la mia prima e ultima partita per quello svarione clamoroso che lanciò tutto solo il centravanti avversario di fronte al nostro portiere. Nel 1961 Yuri Gagarin è il primo uomo nello spazio. Nel 2021 il rover della NASA Perseverance atterra con successo su Marte. Ricordo quando ancora le auto transitavano per il centro di Ravenna, dove il traffico era regolato da un solo semaforo posto al centro del crocevia. E quando, la domenica, durante la celebrazione della messa, il sacerdote buttava le spalle ai fedeli. Gli uomini, col vestito della festa, giacca, cravatta e pantaloni ben stirati, alla sinistra dell'altare, mentre le donne con il velo bianco sulla destra. Nel 1961 l'invasione di Cuba da parte di esuli cubani mercenari, addestrati in Guatemala dalla CIA, viene respinta nella Baia dei Porci dalle forze armate rivoluzionarie comandate da Fidel Castro. Ricordo quelle 6 di maggio, quando l'uscita del fioretto tormentava le gambe dei ragazzi lanciandogli contro le cartine con gli elastici. Nel 1961 Ernst Hemingway si uccide con un colpo di fucile a San Barlet, Idaho. Nel 2021 l'Ever Given si incaglia nel canale di Suez, causandone l'ostruzione e bloccando oltre 280 navi per 6 giorni. Nel 1961 il governo della Germania Est chiude il confine con la Germania Ovest e comincia la costruzione del muro di Berlino. Ricordo i pomeriggi del Giro d'Italia, Gimondi, Adorni e di Merz. Sedavamo su un divano nella stanza adibita a sala da stiro. Mia madre stirava ed eravamo avvolti dal profumo caldo e umidiccio che saliva dagli abiti a passaggio del ferro. Ogni tanto mamma spruzzava un po' d'acqua e il ferro da stiro sbuffava vapore e si rinnovava quell'atmosfera che ci ricordava l'uso liturgico dell'incenso. Nel 1961 partono le trasmissioni del secondo programma televisivo della Rai 2. Ricordo la trasmissione televisiva del Carosello che chiudeva le nostre giornate. Nel 1961 comincia l'intervento degli USA nella guerra del Vietnam. Nel 2021 i talebani conquistano Kabul a seguito del ritiro delle truppe statunitensi dal territorio afghano. Ricordo che l'estate del 75, quando fui assunto ufficialmente durante 3 mesi di vacanza estiva. Poco prima di Ferragosto andai con mio padre in Umbria a visitare un cliente. Il caldo ci aggrediva quasi con ferocia. La nostra Fiat 125 Special sembrava aver concentrato su di sé tutto il calore possibile. Non c'era l'aria condizionata a quel tempo, ma solo i riflettori laterali, dai quali riuscivamo a ottenere una gradevole brezza calda. Nel 1961 negli Stati Uniti ha fine la segregazione razziale nei mezzi pubblici. Nel 2021 il Senato italiano blocca il disegno di legge Zan contro l'omotransfobia. Nel 1961 a Gerusalemme viene emessa la sentenza di condanna a morte per il criminale nazista Adolf Eichmann. Ricordo le schede di lavoro compilate a mano con le lettere trasferibili R41. Ricordo le eliocopie dei disegni sviluppati con l'uso dell'ammoniaca. Ricordo le basi delle troncatrici lavorate e assemblate nella vecchia officina di Liesonzo. Impiegavamo circa 20 minuti a disporre sulla corsia interna della base, uno a uno, a mano, uno verticale e uno orizzontale, decine di rollini di acciaio. Nel 1961 mio padre, Torino Reffo, fondava la sua azienda, La Meccanica, che oggi compie 60 anni. Passato. Sono della classe del 58, mentre la mia azienda è nata nel 61. Solo per questi 3 anni le nostre vite non hanno coinciso. Chissà cosa mi passava per la testa in quegli anni. Ma per il resto della mia vita,
fino ad oggi, il pensiero unico è stata la mia azienda. La creatura voluta da mio padre. Provettatrici, miscelatori a pane, vibro setacci, melassatrice, Sono cresciuto nell'ombra di questa creatura, come se fosse una matrigna. All'inizio sognavo di poterne far parte, di avere le stesse attenzioni. Poi con il tempo si è stato il sorpasso. Prima le sono diventato fratello, e adesso il padre sono io. Ladies and gentlemen, lasciate che vi presenti chi ha fatto la storia della meccanica. Franco Caramella Tornio con Beck Maggiona alla presa, Giovanni Battocchio alla lesatrice, Luigi Pieroboni, Torna Rotte, all'aggiustaggio, Danilo Torresini, alle reparto foratrici, Renato Righetto, Carpentieri, fratelli Pieroboni, Fabio Mettioli al trapano, Odino Mettioli alla lucidatrice trapine, Giuseppe Peronato detto Paga alle verniciature, Giovanni Tonietto alle pulizie, Sandro Costanunga ai forni. E la voce, solista, Mario Guarise! Primo settembre 1980 è iniziato il mio primo giorno di lavoro. La meccanica assume il nuovo Boccia, sì, perché avevo 16 anni appena compiuti. La fabbrica si divideva in due categorie, il Boccia e i Veci, dove i Veci avevano sempre ragione e il Boccia aveva sempre da tasa. Il Boccia si alzava al mattino, andava a lavoro, doveva aprire le finestre e alla sera doveva chiuderle. Alla sera doveva raccogliere tutti gli strumenti di misura, sistemarli, prepararli per il giorno dopo, perché se per caso qualcosa andava storto erano parole. Il Boccia non poteva dire niente, non poteva chiedere niente e non poteva obiettare, perché l'unica cosa che dicevano i Veci era sta silenzio, guarda, impara e quando che te sarai grande te vedrai che robe ti arriva da sole. Nel 1981, circa dopo un anno che ero là, ero sul reparto di seghetti, dove dovevo tagliare i pezzi per metterli in produzione. Quel giorno arriva il capo officina e mi fa: Mario, vai in aggiustaggio e te me lavi il cuscinetto, perché l'ufficio tecnico va da togliere delle misure. E in quel momento non potevo dir di no, anche perché stavo facendo un altro lavoro. Ho guardato quello che stavo facendo, ho visto che la macchina andava bene e sono partito. Dopo circa 2 minuti vedo in fondo al capannone arrivare Refo a Torino, con il passo un po' spedito. E il mio collega mi fa a sottovoce: Mario, guarda che a Torino ha la Coppa Rossa. In quel periodo la Coppa Rossa era segnale di pericolo, perché vuol dire che c'era qualcosa che non andava. E veniva verso di me. E mi fa: Mario, mi sa che è il primo che becca è la moto. Passati 2 secondi mi prende per il braccio, mi stringe forte e mi trascina verso il segheto. E strada facendo mi fa, sempre muovendomi per il braccio così, mi fa: ma se ti sei in giro in bicicletta al taraio e ti scampa di andare in bagno, butti la tua bicicletta per terra o metti in cerca di un paio per posarla? Sinceramente non sapevo cosa che diceva. E mi fa: ma me che tocca più o no? Non sapevo cosa rispondere. In quel momento mi porta proprio davanti il segheto e mi vede il segheto spento. Si gira, mi guarda in faccia e mi fa: Garibaldi, ma che tocca più o no quello che voglio dirti? E mi lascia là così. Vado sul segheto, guardo e mi accorgo che qualcosa è andato storto, che il pezzo che ha tagliato si è messo per traverso, cosa che non era mai successa. Da lì ho capito che che Torino Refo mi ha dato una lezione di fabbrica, mi ha fatto capire che niente è scontato e che il pericolo è sempre in agguato. Nord-est, nord-est. Non sono 2 parole, è una parola sola. E definirla è difficile. Certo esistono i fiumi, i laghi, i monti,
a definire i confini di una zona che spazia dal Garda al Carso, dal delta del Po al Trentino. Ma il nord-est è altro, non è un dove, è un cosa. C'è chi ne ha parlato come di un fenomeno economico e sociale, un modello di sviluppo, un esempio di crescita, un miracolo. Ma se chiedete in giro la risposta che vi daranno è molto più forte e molto più breve. Fabbriche? Il presente. Impresa uguale lavoro, lavoro uguale profitto, quindi impresa uguale profitto. Questo è il nord-est. Profitto è la goccia che scava la pietra. Qui nel nord-est il profitto segna il confine tra il bene e il male, il confine tra quello che sta dentro e quello che sta fuori dell'impresa. Profitto è il confine che divide i dipendenti dall'imprenditore. Profitto è il confine che divide l'imprenditore e la società. Profitto è il confine tra quello che io sono come imprenditore e quello che io vorrei essere. Profitto è il confine tra quello che io sono e quello che voi pensate che io sia, ovvero che secondo voi dovrei essere. Profitto è il confine tra fare impresa ed essere impresa. Ma per come la vivo io, l'impresa non è solo profitto. L'impresa è qualcosa di diverso. Ho frequentato una scuola cattolica e ogni mattina faccio i miei buoni propositi e ogni sera faccio l'esame di coscienza. Ogni giorno, 365 giorni all'anno, da 40 anni, da sempre. Ogni mattina mi alzo e mi chiedo cosa farò oggi. E ogni sera vado a letto e mi chiedo cosa ho fatto oggi. Il valore del tempo misurato in euro lordi all'ora, o meglio, misurato in centesimi di euro al minuto. Ogni giorno devo produrre, ogni giorno devo vendere, ogni giorno, 365 giorni all'anno, da 40 anni, da sempre. Sono anni ormai che non me la sento più di dire oggi vado a produrre e vendere. Che senso darei alla mia vita se ogni mattina mi dicessi devo produrre e vendere? Alla fine, quale sarebbe il riassunto della mia vita? Ho prodotto e venduto tutta la vita? Forse è meglio che la mattina mi alzi e vado in ufficio per cercare di fare qualcosa di diverso, che non il semplice vado a produrre per vendere e fare profitto. L'impresa è qualcosa di diverso. Dal giorno in cui mio padre mi ha passato il testimone, non entro più in azienda per fare profitto, ma per dirigere un'orchestra di 80 famiglie. È stato il passaggio da figlio dell'azienda di mio padre a padre dell'azienda di mio padre. È stato il mio passaggio di testimone. 1995. Sono passati ormai 15 anni da quando ho iniziato a lavorare ed ero cresciuto professionalmente. Fatto sta che stavo su una macchina, una delle più importanti dell'azienda, quando un giorno mi è arrivato un pezzo abbastanza importante e sbadatamente l'ho sbagliato. Mi sono accorto dopo però che avevo fatto un foro al posto di un altro. L'ho riferito al capo officina e lui mi fa: senti, devi andare nell'ufficio tecnico e parlare con l'ingegnere per vedere se si può riparare o meno. Insomma, andai nell'ufficio tecnico, parlai con l'ingegnere, un uomo tutto d'un pezzo dove che niente poteva essere sbagliato, e gli dico: guardi, ho sbagliato, ho letto una misura al posto di un'altra, ho fatto un errore. Lui mi risponde: bravo, ho detto sbagliato, adesso buttiamo via il topo. Passo come buttare via il topo? Lo risistemiamo, lo saldemo. Io non voglio tocchi rattopai in azienda, i tocchi che andare fuori come che andare perfetti, o se no ti butti via. Tu guarda, ti butti via e ti butti sui cruci. L'ultima parola che mi ha detto dovevo metterla via. Scendo le scale e dentro di me avevo una rabbia tremenda perché mi sono sentito ferito dentro 2 volte. Primo perché ho fatto un errore che potevo evitare. Secondo, perché mi è dispiaciuto buttare via un pezzo dove si poteva rimediare e poteva andare bene comunque. Comunque, dentro di me ho detto: te la re che prima o dopo te ne appaghi.
stata una vendetta mia personale, perché non lo so, era un periodo che volevo crescere professionalmente. Detto fatto, nell'arco di un mese mi arriva un nuovo pezzo, un disegno totalmente nuovo, e lì, facendo il programma, mi sono accorto di un errore fatto dall'ingegnere. Non mi pareva vero. Sono dal capo officina e gli faccio: guardi che l'ingegnere ha sbagliato a fare il disegno, e con quello che mi ha fatto l'altra volta io il pezzo lo sbaglio. Fa: ma no, non avevi il coraggio di sbagliarlo. Sì, lo sbaglio. Ma dai, non puoi sbagliarlo, abbiamo fretta. Non mi interessa. Dentro di me c'era qualcosa che mi diceva: o fai il salto di qualità adesso o altrimenti non lo farai mai più. Ho sbagliato il pezzo, sono andato dall'ingegnere e gli ho detto: ingegnere, guardi che il disegno che ha fatto c'era un errore. Bene, dammi il disegno e lo correggiamo. Troppo tardi, è sbagliato. Come l'hai sbagliato? Non ti sei accorto prima? Ma può darsi. Però le faccio capire che tutti possono sbagliare. Da quel momento il rapporto fra io e l'ingegnere è cambiato totalmente. Ogni pezzo nuovo che faceva mi mandava a chiamare per vedere se in due si evitavano tanti tipi di errori. E questo mi ha solo gratificato. L'acciaio è cosa viva, da plasmare, modellare, acciaio da forgiare e da domare. L'acciaio è il legno di una società industriale. L'acciaio profuma, ti impregna le mani con il suo odore, l'acciaio si piega, a volte si spezza e come schegge si infila sotto la pelle in pagliuzze brillanti. L'acciaio è rumore, spingi, forza, è frese, torni, brusii, fragori, prendi, è brusio in sottofondo, forgia, come una linea continua di basso. paga, mensa, È scoppia e strida, spingi, che rompono come assoli. È il baccano di un'orchestra che accorda gli strumenti. È una band di percussioni fatta di tamburi ardenti. Ogni nota un pezzo, ogni nota un ingranaggio. Busta, paga, mensa, catena, fresa, forgia, corri, frena, brucia, pressa, prendi, lavora, fresa, forgia, corri, frena, busta, paga, mensa, catena, stanco, quando manca, sirena. Quando suona la sirena, finisce il turno di lavoro. Cala il silenzio, anche se solo per poco. Perché domani si riprende, cascasse il mondo. Che stare a casa non è nella nostra natura. E l'hanno passato a ombre lunghe, come la paura. Non era mai successo qui che il silenzio si prolungasse per giorni, che a sommarli si fanno mesi. Un silenzio riempito a forza col brusio della televisione, dei figli che nella stessa stanza provano a seguire una lezione. Un silenzio che scivola nella depressione perché qui il lavoro è tutto ed è un disonore. La cassa integrazione. Tra qualche anno anch'io passerò il testimone. Una delle cose che ho capito in tutti questi anni è che il nostro impatto va ben oltre il confine dei nostri capannoni. Ci sono dei valori a salvare, ci sono dei valori a trasmettere. C'è un territorio, c'è una comunità a cui guardare. C'è un territorio, c'è una comunità da ascoltare. C'è un territorio, c'è una comunità a cui parlare. Quando ho cominciato a lavorare in azienda a queste cose non ci pensavo. Quando ho cominciato a lavorare in azienda a queste cose non ci pensavo. Avevo un'unica preoccupazione, far quadrare i conti. Non era bramosia di profitto, era preoccupazione di non essere all'altezza. Ma adesso che sono prossimo al passaggio di testimone, i pensieri sono altri. Come ogni macchina, anch'io mi avvicino alla fine del mio ciclo produttivo. A quel punto cosa sarà dell'azienda dopo di me? Potrei vendere tutto a una multinazionale o a un fondo di investimenti e sarei a posto. Potrei sedermi e restare a guardare. Ma l'impresa non sono io, l'impresa è una comunità di persone che vive e lavora assieme a me ogni giorno. L'impresa è il senso della vita, il lavoro e la sua umanità sono il senso della nostra vita.
E allora come si fa a far sì che quello che è stato costruito in 2 generazioni continui a fiorire? Come si fa a trasmettere il senso di responsabilità? Come si fa a trasmettere i valori in cui crediamo? Meccanica come il settore industriale che produce metallo e macchine. Meccanica come l'insieme delle parti mobili di un veicolo a motore. Meccanica come la branca della fisica che studia il movimento dei corpi. Perché meccanica è corpi, è movimento, è motore, è metallo e macchine. E questa è una storia di uomini e macchine. Una storia di uomini e donne. Una storia di bambini che sognano macchine, di uomini che ne portano il ronzio nelle orecchie, anche quando vanno a dormire, di donne che finito il turno devono scappare perché fuori le aspetta la vita. Questa è una storia di macchine che pulsano e vibrano, che disegnano geometrie, che disegnano geografie di un quartiere, di una zona industriale, di una provincia. Questa è una storia di macchine e uomini. E come in tutte le storie, la parte più interessante è quella che deve ancora arrivare. Quella di macchine e uomini capaci di fare cose che ancora non sappiamo. Quella di generazioni in grado di immaginare nuove rivoluzioni.